da Vestaglia che non c'erano parole, perché era la sua. che cosa perché era la sua. S'attaccava, la cintura che ci prendeva, la cintura. Sì. E basta. Fermo. Ridono, ma certo che ridono, capisci? perché se lei le istiga, loro ridono, scatta la malizia. Ad ogni modo. Dopo mezz'ora ne uscivo dal bagno. Sì. Io abbia tanto letto, creatura che pare che ci voleva l'ossigeno. Io dorava la porta. Scusi, perché cigolava così la porta? Non ce n'era ruggiate. In una storia gente così povera, scusi però, in una storia così bella, che è una storia d'amore, almeno gli metta un po' di olio nelle cerniere. Scusi. Quando si marita un'altra volta. Va bene, è così. Si avvicinava un doletto. Sì. Io appena ho visto l'asma diventava un Perché la ragazza sapeva quello che stava per accadere. Il bianco dell'occhio ci diventava un rosso. Si teneva un doletto. Io si avvicinava. Si mise ignito da cintura da Vestaglia, un ginocchio appoggiavo sopra il letto, l'altro appoggiavo dietro il cuscino, se ci avvicinavo e si sente gioia. E da sé! A Paisanella. Una parola te hai detto. Gioia. Le ha detto solo gioia. Ce n'hai briscole. Perché lui parlava col gergo delle carte, giusto, sì. Chi ci restò male. Certo. Giustamente, allora se lei che ci avesse detto. Io non gioco a carte, quindi non avrei saputo rispondere. Io da utaleavo, ci disse gioia. Dice no. Briscole? No. Che io. Peccato. Io stavo un copriletto. No. Se lo va a Vestaglia, se porcavo. Ci desse in spagna e si addormeceva. Si è coricato la prima e notte. si è addormentato! La prima notte di nozze. Giustamente quella ci rimase male, malissimo, ferita nell'onore, nella sua dignità di donna. Certo. L'indomani mattino come cantavo Iaggio, a proposito, ma come che fare con Iaggio? In che senso, scusi, perché cos'è successo col suo gallo? Che canta sempre lo stesso orario, sempre lo stesso orario la mattina. Certo. Come c'è? Ora c'è l'ora legale, come metto un'ora avanti io? No! Come devo fare? Lo abitui, che ne so. Gli dia qualche cosa. No, vabbè, ma io perché mi ci metto con lei? Giustamente quella ragazza ferita nell'onore e nella sua dignità di donna e di sposa della prima notte di nozze, che noi abbiamo fatto cose la prima notte di nozze, signora Rosa, che ancora il paese se ne parla di chi tu capisci. Lei di quello che ho fatto io ancora se ne parla. Come? Io la distruggi la prima notte. A sua moglie? La lavatrice. No, come la lavatrice? Ma ho passo mia moglie. Cioè lei ha scambiato la lavatrice per sua moglie? E la forma era chida, precisa, signora Rosa. Lei deve capire, io per trovare il coraggio io vi chiedo scusa, siamo a fine stagione, vabbè. L'indomani mattina da ragazza disperata, però si diede di giustificazione. Cioè lei pensò, dice, ma sicuramente il giorno delle nozze, a matanata, alzato presto, o vestito, e l'ultime cose, la cravatta, la scarpa, e pensa ai fiori, e pensa a chi, e pensa a chi. Poi la cerimonia, e poi il pranzo, poi il bombo. Ci può stare. Brava, la parola chi stai? La parola che non mi veniva è questa, ci può stare. Vedi che fa fare? È laureato. È laureato. Vabbè, ma non importa a nessuno che io sia laureato o meno. Medico biologico. Sì, sogno un arancio non pumpiato. Io che c'è? Medico biologico? Che è medico biologico? Io sono laureato in biologia, ma non c'entra niente col mio lavoro, è un'altra cosa. Però è giusto che lei, giustamente. Io lo dico. Suo padre fece un sacco di sacrifici, ci accattava a Svizzera. Ma che dice? Ma quando mai? Ha fatto un sacco di sacrifici. È giusto che i sacrifici l'ho fatto io, che lavoravo e studiavo, studiavo e lavoravo. Lei non travaglia ora che è maritato con figli, travagliava allora. Che sta dicendo, signora? Se lo volete trovare? Finisca questa storia. Se lo volete trovare, signor La Rosa, andatelo a cercare al giornale La Sicilia, a circonvallazione, certo, al terzo piano. Dove c'è la redazione di Antenna Sicilia? Dove c'è la redazione di Antenna Sicilia, al terzo piano, tutti i giorni, dopo le 11 però. Perché prima dorme. Allora, deve dormire prima. Intanto io arrivo un po' prima delle 11, ma la sera sono qui con lei a fare spettacolo. Ma io mattina siete sugli cantieri. Vabbè, ma lei fa un'altra vita. Lasciamo perdere. Vabbè.
giustamente Sì. quella dice ci può stare. Ci può stare, sì, era nervoso, era stanco, Aspettiamo non ce l'ha stasera, fatta, vabbè. passare la giornata insieme, la sera appena scura, Ida abbiata andato a letto, signora Rosa. Cuscini due, non più uno. Doppio cuscino. Sì. L'asma, signora Rosa, o cortisone ci voleva subito. Io entravo in do bagno, l'acqua si abbiava e ciume d'ingoggio, il gel in dei capiti che come dire, sotto la lampadina già ci scolava tutto il gel da se ne mette molto quando poi se ne scola, abbiava. certo, giusto. Da Vestaglia che faceva la sua comparsonata. Neanche la seconda sera, un poco di Non olio. ce n'avevamo i suoi. Va bene. Si avvicinavano Ida appena l'ho vista avvicinare. E che diventavo Dracula il bambino. Ida si avvicinava, Ida non da cintura, ginocchio sopra il letto, mano non da spadere e ci disse gioia. Ida sei! Si impressionava. Si sarà riposato dopo 24 ore. Ida Che? Nai briscoli. Ida giustamente quasi piangeva e ci disse no. C'hai tutto quello che vuoi. Tutto. Ma briscole no. Che Ida, peccato. Sollevo letto, si torna a giro, si leva la vestaglia e si addormisce. Una notte piangendo si passava. L'indomani al mattino, giustamente, appena si risvegliavo, subito telefonavo alla mamma. Alla vecchia, cara mamma. La mamma che di queste cose, non dico buttare, ma quasi, La mamma è più esperta, la mamma è più grande, ha avuto l'esperienza col papà. Come la Rosa, come ci telefonavo, disse mamma ci si gioia, che fu? Perché la sentì con la voce rotta di pianto. Ci sei gioia, che fu? Mamma! Che? Insomma, non ho capito. Non ho capito neanche io, non ha capito nessuno. Mamma! Questa Sa Dummisciu l'ho capito. E magari io ho capito. Sì, solo quello ho capito. Insomma, disse gioia, non ti capisco, parla chiaro. Sua figlia ci disse, mamma, ieri sera per la seconda volta mio marito. Gli disse, ma che te fece questo porco? Perché l'uomo è porco. lei pensi a sé, cioè a lei stesso. L'uomo è porco. L'uomo è l'uomo. Non vi maritate mai con donne che in dote vi portano a casa. Perché? Quella casa dove abitate, mai. Mai. Che appena succede tanto. Ida subito, porco, vattene da casa mia. Colonnello, è vero? Però un po' di ragione ce l'ha, un po' di ragione ce l'ha. Vabbè, però... E quando poi ci passa, che si mettono gente in domenzo, Ida, porco, puoi tornare. Vabbè, però dipende anche da quello che lei fa. Vabbè, comunque lasciamo stare. Allora, lei racconta alla madre del suo Sua dolore. madre, giustamente, donna di esperienza, ci disse, ma scusa mamma, ma tuo marito è forse un delinquente? No. Tuo marito è forse pazzo? No. E allora, dici sì, certo. Che cosa ti può fare? E grazie mamma, proverò. Casire. Io ho avviato un do bagno, signor La Rosa, ugelle, i capì da così. Tanto si ne mise che se non stava a piombo preciso, come se spostavo il piso, subbiava in terra. Va bene. Lei sei cuscini pareva a roda d'opagone, ho paura, tutti di mille colori. Sì. Le confette ancora da, non si squagliate ma erano Presenti. ancora da. Baby ball. Cazzi reggi autoreggenti. Sì. Tutta cosa così, signora, piedi di zoma, miso di sotto trasparente. Vabbè. Buttata tutta L'abbiamo là. detto la volta scorsa, insomma, vabbè. Era un'immagine veramente molto sexy. Di quelle cose che piacciono. Sì, piacciono. Le cose sexy piacciono. Io non apriva la porta. La cintura che ci penneva e nient'altro. Se ci avvicinavo, dito, ginocchio, mano, attaleavo, si gioia. Adendo, perché aumentava la voglia, no? Nai briscoli, io taleavo. E ci disse, sì, e io ci metto carico!
Passarono una notte. Quindi era solo questione di combinazione, no? Tu c'hai le briscole, io c'ho il carico e vai! La parola di lui, la parola di lui a lei, e io ci metto il carico. Si è scatenato l'inferno. Il carico. Carico significa. Ho capito, ma cosa ti impazzire? Perché poi non ne capisci alla fine. E lei casomai me le spieghi dopo. E passarono una notte di 1001 notte che lei non vedeva l'ora che arrivava l'altra notte per passare un'altra notte come quella notte di 1001 notte e fare 1001. Scusa, quanto dura questa notte? No, basta, facciamola finire qui perché sennò non finiamo più. È così lui, tenendo alto il prestigio e l'onore del maschio sicuro, per 30 giorni di fila usciva dal bagno, gioia, nai carico, nai briscola, sì, wow, e io ci metto carico. Per 30 giorni. 30 giorni. 30 giorni e 30 notti. Bello, di fuoco. Eroi, urlando. Sì. Dopo 30 giorni mi tornava la vestaglia mia. Ne uscivo del bagnetto con pigiametro di flanella. Quello che abbiamo tutti. Guarda, buttatevi in negativa, vediamo? Che dopo cavallo non arriva qua. Diciamo che un pigiamino così a casa ce l'abbiamo tutti, quello domestico, insomma, sì. Che tu girocollo un poco scucchiato da codo perché atrás se ne esce un po'. E poi la moglie dice: ma che ci dugni, tu punte, tanto ci devi dormire, non è che ci farà spalata. Quello. Il gomito così. Sì. Una manica più corta, una manica più lunga. Sì. Di colore di cane durante la corsa. Colore cane cafui. Sì, non si capiva che cos'era. Tradotto è quello. Perché tante volte è stato lavato e steso al sole che ormai è un colore indecifrabile. Va bene. Entravo con questo pigiamento. Ida. A paesanella. Dopo 30 notti ancora non era contenta. 12 cuscini aveva. Alleppata che le mani si teneva andate estate e che i piedi in dei piedi da letto. Sì. Come viste trasere io da maniera italiana, prima c'era stavo male, cioè per niente ci accomodavo stesso. Sì. Io invece creatura sollevavo il copriletto, si corcavo, ci rese i spagli, si girava, ci disse buonanotte, si girava e si addormisceva. Ida. Offesa. Offesa! Lei si aspettava altro. Ti aspettava altro? Che cosa dopo 30 giorni e 30 notti? Si aspettava sempre quello di prima. Come a Dino, come a Dino di Bulizza, sta a finire. Chi è Dino di Bulizza? Perché non sape? No. Dino di Bulizza era uno debole, proprio che nasceva debole da Costituzione. Stava veramente male, se ne io in un grande medico a Roma, che ci scriveva una cura, io si accattava il medicinale. E il dottore disse: con questo medicinale lei si salva la vita. Io si accattava il medicinale, dopo 2 anni trovarono morto. E che era successo? Come che era successo? Non c'era la forza terapia per i medicinali, non se ne porta a pigliare. Vabbè, lasciamo stare. Dino debolizza. Vabbè. Allora il suo amico era debole. Era debole. Quindi niente. Perché l'uomo quando si ci mette suda, l'uomo si impegna. Lo so. E non puoi sudare per 31 giorni, per 30 notti va bene. Va bene. E si addormisceva, Ida, scavallata, paesanella di che? Aspettavo 3 minuti perché io scutolavo le spade. Dice, che? Non ho i briscoli stasera. Che tu già ci restavo male qua, lo svegliavo, no? Sì. E ci sono, grazie, carro con non ce n'è. Questa aspetta 2-3 minuti, non ci poteva pace. Usa la lucertola quando ti tagli la coda, che la coda poi fa così. Certo che si muove lo stesso. Lo tornò a scrollare e ci disse: oh, vedi che hai una bella briscola. Certo. La signora aveva capito già. E io disse: te la può tenere, che carro non ce n'è. Sì. Questa aspetta altri 2 minuti, chiappa dei capiti a uno che dorme. Ehi, vedi che hai una briscola troppo sicura. Ti prego! Sì. La briscola di chista non si può appezzare! E io ti disse, ti ho pregato, cacarro, non ce n'è! Questa in un colpo solo ci cala copriletto, linzola, pigiama e mutande, in un colpo solo. E indicando là, lei mi capisce dopo, dove ci disse, vedi, cacarro, con ce l'hai! E io disse, basta, cucchiaio, non cucchio, che mi tali le carte! Basta.